Sono stata invitata a questo convegno perché mi occupo di invecchiamento cerebrale. In particolare qua presento un progetto, parte dei risultati di questo progetto europeo al quale ho partecipato, che è AGIT, con la mia università e molti dipartimenti sia di Padova che del resto d'Italia. In particolare presenterò alcuni dati relativi alla solitudine, l'effetto della solitudine sull'invecchiamento e sul declino cognitivo e dell'inattività fisica. Sono due dei fattori di rischio che la Commissione Lancet ha riconosciuto come fattori che fanno sì che rischiamo, se sono presenti nella nostra vita, nella nostra attività, di produrre declino cognitivo, far sì che le nostre abilità cognitive peggiorino fino a portarci a rischio di demenza. Abbiamo fatto uno studio su molti anziani sani dai 65 anni fino a oltre i 90 anni e quello che abbiamo visto, misurando attraverso dei questionari specifici le abilità cognitive di queste persone, quindi le loro abilità di memoria, di attenzione, di concentrazione e il loro livello sia di attività fisica sia sentimenti di percezione vissuta da queste persone, ed effettivamente abbiamo verificato come questi siano fattori che sono correlati con una prestazione cognitiva ridotta rispetto a quella attesa sulla base dell'età. Quindi l'attività fisica è molto importante, soprattutto quella che ancora una persona è in grado di fare. Anche una persona che non ha mai fatto sport o attività fisica nella sua vita, se riesce anche in tarda età a implementare, quindi a realizzare una sorta di esercizio quotidiano, settimanale, che lo possa smuovere da quella che è l'inattività nella quale spesso le persone anziane si trovano, è un fattore positivo che promuove anche una buona efficienza cerebrale, quindi nelle funzioni cognitive. Stessa cosa per la solitudine, quindi contrastare l'isolamento sociale, l'essere soli, ma cercare in tutti i modi di partecipare alle attività e stare assieme ad altre persone. In questo modo anche il nostro cervello e le nostre funzioni cognitive saranno più efficaci ed efficienti. Quindi, professoressa, potremmo dire che per invecchiare bene in una società che invecchia bisogna promuovere la longevità attiva. Certamente è proprio questo il messaggio finale del mio intervento e di tutti gli interventi che mi hanno preceduto e che seguiranno il mio, anche in ambito scientifico, a sostituire quello che è l'invecchiamento con longevità. Dobbiamo studiare non l'invecchiamento, ma la longevità, e per promuovere una longevità sempre maggiore bisogna promuovere un tipo di vita attiva anche in tarda età, quindi continuare a muoversi, continuare a intessere relazioni sociali, fare attività, proprio cercare di sollecitarlo, quindi aiutarlo assieme a lui a fare le cose, ma non impedirgli di farle, continuare a mantenerlo attivo il più a lungo possibile.